Passata l'ondata di maltempo, ora bisogna fare i conti con i danni che ha provocato, a partire dalle colture veneziane, con i campi che sono rimasti allagati per giorni. Soprattutto poi nella parte orientale, diciamo, della provincia, per quello che riguarda i seminativi di frumento che sono stati per qualche giorno, per più di qualche giorno sott'acqua, e questo crea sicuramente grossi problemi alla cultura. Numeri precisi ancora è difficile stabilirli, certo è che ancora una volta l'agricoltura ne è uscita in ginocchio. Al momento non è così facile quantificare i danni, sarà opera, diciamo, dei prossimi giorni sicuramente fare il calcolo, diciamo, di quello che può essere il danno all'agricoltura per questi eventi. Sicuramente non saranno pochi. Quello su cui gli agricoltori puntano è la prevenzione, agire prima che sia creato il danno, altrimenti poi è troppo tardi. La prevenzione va fatta non soltanto a livello di fossati, dove può intervenire l'agricoltore eccetera, ma anche a livello di grandi opere, soprattutto opere idrauliche. Noi sosteniamo anche tutto il concetto dell'idrovora, delle vasche di laminazione che devono contenere, perché ricordiamoci che se noi siamo lo sgrondo perché abbiamo il terreno, dove c'è il cemento, dove ci sono i fabbricati, lì il danno diventa anche ancora più ingente. Però bisogna intervenire a monte